e Giovanni Pagotto di Prima il Veneto. Grazie, buonasera, un Grazie, piacere grazie essere molto con voi Pagotto, stasera. grazie molto. Allora io il fatto che ci sono problemi analoghi a quelli che stiamo, o come quelli che stiamo raccontando, che poi esasperano i cittadini, no? Poi i cittadini reagiscono in maniera anche dura. Certamente, certamente. Qui bisogna comunque sempre fare la differenza tra la gestione dell'immigrazione sul piano personale e su quello politico-amministrativo. Io sono convinto che i veneti siano un popolo decisamente accogliente. Sul piano personale, se hanno un vicino, qualcuno che vive nel loro quartiere in difficoltà, indipendentemente dall'etnia, lo aiuteranno. I veneti sono una gente di buon cuore, lo sono sempre stato, ma il problema in questo caso rispetto agli immigrati è che è evidente che portano degrado, portano violenza, portano crimine, ma non perché siano cattivi, perché immigrati, ma perché non riescono ad integrarsi. Sono troppi, l'Italia è un sistema in difficoltà, ha una burocrazia pachidermica, mancano i SCEI, i soldi. Quindi anche questo decreto sicurezza ben venga, va nella giusta direzione, d'accordo, ma non fa abbastanza. Bisogna dare più fondi alle forze dell'ordine, più fondi alla magistratura e soprattutto avere più carceri. Altrimenti il sistema è intasato, non riesce a fare quello che deve. Le leggi vanno bene, ma le leggi vanno applicate e in questo momento non siamo in grado di farlo. L'Italia sappiamo, abbiamo visto in questi giorni che insomma, il debito è sempre in crescita, il deficit è ancora sopra il 3%, quindi fuori dal patto di stabilità. Ovviamente dicono va bene, il prossimo anno andremo sotto, io ci credo poco, soprattutto vista la situazione geopolitica, l'inflazione che aumenterà, recessione tecnica in vista, io non sono positivo. Ci vuole un cambio netto di rotta in politica estera e in politica interna. Bisogna essere più incisivi, assolutamente. Non spendere i soldi, queste helicopter money, magari una cosa a caso, in Ucraina, una guerra non nostra, che non serve, poteva essere evitata, si deve evitare il prima possibile e niente, più soldi in breve alle forze dell'ordine, più soldi alla magistratura per applicare le leggi e soprattutto più carceri. Tutto qui. Molto chiaro, molto chiaro. E anche qualche magistrato di destra magari, non farebbe male. Assolutamente, ma quelli è più complicato cambiarlo nel breve periodo. Emanuele Munari Pagotto, in generale, ecco, lei è uno sportivo e quindi abbiamo visto anche alle Olimpiadi invernali, ci sono stati problemi, c'era mi pare un campione di bob ucraino che voleva partecipare con un casco su cui c'erano le figure, i volti dei suoi amici che erano stati uccisi dai russi, non l'hanno lasciato partecipare, insomma la politica si mette sempre di mezzo, no? In qualche modo. Certo, certo, e non dovrebbe in questo caso, assolutamente. Allora, partiamo dal fatto, io il professor Zecchi non lo conosco personalmente, magari in futuro avrò il piacere, ma ho piacere di parlare con chiunque. Ricordo che 5 anni fa il professor Zecchi era candidato per il Partito dei Veneti a Venezia. C'è stata una metamorfosi non indifferente, devo dire, mi ha stupito questa cosa, ecco. Quindi partiamo da quello, io persone che fanno queste metamorfosi mi suonano un po' strane e d'istinto non mi fido, ecco. Al di là di questo, a mio modesto parere il dibattito in questo caso non dovrebbe nemmeno esistere. Sport e cultura dovrebbero essere proprio
a distanza siderale dalla politica. Io, sì, tra le altre cose, sono anche un atleta di paraciclismo ad alto livello. Parteciperò, spero prossimamente, nonostante un brutto infortunio che mi sta tenendo fermo in questo periodo, comunque alla Coppa del Mondo, a gare internazionali, e ho avuto a che fare anche con atleti russi molto forti nel nostro sport, nel paraciclismo, che ultimamente sono stati esclusi dalle competizioni, e questa cosa devo dire che mi ha veramente fatto male. La cultura come lo sport, la Biennale in questo caso, dovrebbero essere dei ponti tra le culture. La cultura russa in particolare, io la conosco bene perché ci ho passato molto tempo in Russia. Io ho fatto un anno di università, un lungo corso di lingua russa, la parlo ancora molto bene, e quindi li conosco bene i russi come popolo. Io cerco di guardare la cosa da una prospettiva il più distaccata possibile, però veramente bisogna diversificare il più possibile, bisogna staccare quella che è la politica, quello che è lo Stato, il regime, chiamiamolo così, che governa un paese, dal popolo. Il popolo russo è assolutamente affezionato alla cultura italiana. Ho sentito anche genitori dei miei amici sul posto che parlavano di Toto Cotugno, di Pupo, di Celentano, come se fossero delle personalità incredibili. Sono estremamente affezionati, quindi è un brutto periodo politicamente, ma cerchiamo di ricostruire i ponti, non cerchiamo di esacerbare dei conflitti che poi ci riguardano relativamente, perché la Russia, io ve lo garantisco, non ha nessun interesse ad attaccare l'Europa. L'Europa deve essere un partner, ok? Deve essere un partner, e è una relazione economica e culturale che deve essere assolutamente ripresa. Quindi così. Ci sono degli interessi che l'Europa sta cercando di portare avanti, le corporazioni che hanno interessi, spese militari, eccetera. L'Europa in questo momento veramente sembra un maggiordomo licenziato dal proprio datore di lavoro, non sa più chi servire, cerca di nascondere la mediocrità dei suoi leader dietro il fatto che Trump sia pazzo. Trump sta facendo i suoi interessi, quello che dovrebbe imparare a fare l'Europa. Grazie Pagotto, davvero è stato un piacere avere Giovanni Pagotto, spero di averla ancora Pagotto, perché poi vorrei raccontare anche la sua storia. Sarebbe un piacere, sarebbe un piacere. Quindi molto volentieri ci rivediamo presto. Grazie.